Ci troviamo ad Almadis, una frazione del comune di Castelnovo del Friuli, e andremo lungo una bellissima clapadorie a visitare l'abitato di Praforte, un paese che è abbandonato dal 1969. Abbandonato un po' a causa dell'immigrazione che ha colpito tutto il Friuli, ma anche a causa di una frana che durante il nostro tragitto impareremo a conoscere più a fondo. Attraverseremo dei bellissimi boschi di castagni, ciliegi, querce, ma non facciamoci ingannare dalla bellezza del bosco, perché questi boschi raccontano storie di abbandono, fatica e sudore. I boschi non sono vecchi. Prima di loro c'erano prati, orti, campi e luoghi dove venivano allevati vari tipi di bestiame. Praforte ha moltissime storie interessanti da raccontare e la natura che incontreremo arrivando a questo abitato ne ha altrettante che affondano la loro radice in epoche passate, addirittura ai tempi delle glaciazioni. Lungo quasi tutto l'itinerario per arrivare a Praforte, i nostri passi viaggiano su una splendida clapadorie. La clapadorie in friulano si riferisce ai claps, quindi ai sassi, una strada lastricata di sassi, non come il porfido che troviamo nei centri delle grandi città, ma un selciato, una strada ricoperta di sassi che sono quali? Quelli che provengono magari dai pascoli o dai prati che bisognava pulire da tutte le pietre che si potevano trovare a destra e a sinistra della strada, e la clapadorie una volta era l'unica strada che portava a Praforte. Praforte si raggiungeva o attraverso questa clapadorie ed altri sentieri, o altrimenti le vie d'accesso bisognava inventarsele. A costruire la prima strada ci pensò il genio civile, che dovette negli anni 50 iniziare a mettere in opera la strada che da Travesio saliva al Ciaurlec, dove troviamo un grandissimo poligono militare. A guardare bene la clapadorie possiamo anche intuire la composizione geologica del territorio, perché a terra troviamo soprattutto arenarie e calcari. Lungo la strada che sale a Praforte, sulla sinistra, possiamo intuire tra gli alberi alcune costruzioni. Si tratta di vecchie stalle o, come la costruzione a cui mi trovo vicino io adesso, una casa che aveva anche attaccato alla sua destra la stalla. Queste case ormai sono in disuso e mi raccomando, non avvicinatevi troppo perché non sono neanche così sicura. Io mi sono avventurata perché avevo il piacere di mostrarvi quali tesori nascondono queste costruzioni, come ad esempio questo bellissimo cos o gerla. Il cos è un oggetto che appartiene a tutta la tradizione contadina della Carnia e del Friuli in generale, ed era un oggetto che una volta costruito aveva inizialmente un ruolo di portare gli oggetti da vendere al mercato, portare diciamo i beni di lusso finché era in buono stato. Quando poi si degradava, si iniziava a rovinare, veniva utilizzato per portare lo strame, quindi le foglie che venivano messe sul fondo della stalla, oppure per portare addirittura il letame. Questo è un oggetto che racconta molto di questo territorio perché sicuramente non è stato comprato al mercato, ma è stato costruito dagli stessi abitanti della casa. Le case di Praforte avevano tutte una caratteristica comune: avere la stalla a sinistra e la casa a destra. Una tipicità invece architettonica era quello di avere il podziol, cioè una specie di patio coperto in cui c'erano le scale che salivano al primo piano e dove si poteva stare a chiacchierare anche d'inverno, avendo però una stanza in meno da dover scaldare con la stufa a legna o con il fogolar che si trovava di solito in una stanza a sé per evitare e ridurre il rischio di incendio. Una delle specie arboree più diffuse e che possiamo vedere più facilmente lungo il nostro itinerario è il castagno. Le piante di castagno sono delle piante che hanno un fortissimo legame con l'uomo da sempre.
La specie del castagno è diffusa in tutta Europa e in tutto il mondo ed è appartenente alla famiglia delle fagacee. Fagus in latino fa riferimento alla parola mangiare e questo nome non mente perché nella cultura popolare si dice che, come per il maiale, del castagno non si butta via niente. Il castagno era una pianta che poteva e può essere utilizzata in tutte le sue parti, dalle castagne che si mangiano, con cui si può fare la farina, si può fare il pane, ma si può usare anche le sue foglie quando cadono al suolo come strame, quindi venivano raccolte e messe sul fondo della stalla dove si trovavano gli animali. Le sue foglie si fumavano anche, oppure venivano messe a mollo insieme ai ricci vuoti in acqua per raccogliere i tannini che questa pianta contiene, che venivano usati per tingere corde e tessuti. Il legno del castagno era quello che veniva utilizzato maggiormente nella costruzione delle case. Ancora oggi noi possiamo trovare case del 1600 che presentano ancora le travature originali, fatte in legno di castagno e neanche trattate, perché i tannini tenevano lontani i parassiti come potevano anche essere i tarli. Molto più romantico invece era l'uso che si faceva delle assi di castagno per costruire le cassapanche da dote delle ragazze, dove fin da piccole le ragazze ricamavano lenzuola, abiti, vestiti, canovacce, perché le conservavano in cassapanche di fatte di legno di castagno perché era sicuro che nessun insetto sarebbe entrato a rovinare la dote della ragazza. Siamo arrivati a Praforte, alla fine del nostro itinerario e come possiamo vedere alle mie spalle ciò che rimane del paese sono le mura, i tetti cadenti e una storia che rischia di andare perduta. Questo paese fino all'inizio del secolo scorso contava circa 200 abitanti. Poi lentamente, anche grazie all'immigrazione, molte persone di Praforte infatti sono emigrate all'estero per fare in particolare gli scalpellini, la popolazione è scesa sempre più fino ad arrivare agli anni 60 dove quelli che resistevano a vivere qui in paese erano circa 14 nuclei familiari. La storia di Praforte è la storia di persone che vivevano di agricoltura, orti, alberi da frutto, si faceva anche il vino a Praforte, c'erano le vigne, grazie a un terreno particolarmente ottimo per la coltivazione della vigna che è il Flis e che qua troviamo. Si coltivavano noci, ciliegi. Quello che rimane di Praforte sono delle case abbandonate per lo più, ma si inizia a vedere dei lavori, delle ruspe, del cemento. Perché? Perché molti proprietari delle case di Praforte stanno iniziando lentamente a sistemarle. Nel 1963, che è anche l'anno della tragedia del Vajont, viene fatta una perizia geologica che definisce che l'abitato di Praforte corre un serio pericolo perché sopra l'abitato sussiste una frana che è pronta a staccarsi, quindi potrebbe staccarsi da sola, potrebbe staccarsi dopo dopo un evento meteorologico importante. Insomma, nessuna amministrazione giustamente vuole prendersi il rischio di un'altra Vajont, di un'altra tragedia. Quindi viene emanato un ordine di sgombero e le 14 famiglie che abitano a Praforte vengono costrette ad abbandonare le loro case e la loro storia. Ovviamente non è semplice riuscire a mandare via queste persone e quindi l'ultimo abitante di Praforte se ne va solo nel 1969, quindi dopo 6 anni. Dal 1969 il paese è disabitato, non si può neanche venire a visionarlo, a vedere le proprie case e questo fa sì che l'abbandono sia molto veloce, l'incuria, il crolli delle case, il bosco che avanza, ma soprattutto purtroppo il vandalismo. Su una porta di una casa del paese c'è scritto che insomma non c'è più niente da rubare, inutile cercare perché quello che c'era è già stato rubato. E la famiglia Bortolussi è una delle ultime che lascia il paese ed è anche una delle prime che sta cercando di risistemare una casa ed è anche quella che
ha l'orto, ha ancora gli animali, il pollaio qua a Praforte, che quindi continua a tenere viva l'anima di questo borgo. La cosa certa è che sicuramente è un paese che suscita grande interesse, tant'è che 2 anni fa anche una ragazza di un paese qua vicino ci ha scritto una tesi di laurea proponendo un recupero dell'abitato che dal 2016 con un'autorizzazione comunale è di nuovo accessibile e si possono utilizzare i fabbricati come depositi o appunto come stalle, insomma un borgo che si spera può ricominciare finalmente a vivere.